Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Oltre 37 tonnellate di tabacco per Nanghirlé sono state sequestrate in due distinte operazioni condotte dalla Guardia di Finanza operate nel porto di Trieste in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un primo sequestro ha riguardato un carico di circa 12 tonnellate di tabacco, individuato in un container proveniente dal porto di Bar in Montenegro e diretto in Croazia. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire un meccanismo di frode fondato sul coinvolgimento di società estere fittizie che attraverso falsa documentazione avrebbe consentito di evitare il tracciamento della spedizione e il versamento delle imposte. Il valore del prodotto, se immesso nel mercato illegale, è stato stimato di 1,2 milioni di euro, con relativa evasione di diritti di confine per oltre 1 milione. Ulteriori indagini hanno consentito di intercettare un altro carico di circa 12 tonnellate in un container in attesa di essere sdoganato al porto di Genova. In una seconda operazione sono stati sequestrati altri 13.300 kg di tabacco a bordo di un auto articolato proveniente dalla Turchia e diretto in Francia, che all'uscita del punto Franco Nuovo di Trieste presentava documento doganale riguardante una diversa tipologia di merce. Durante i controlli è emerso che a bordo erano presenti 1.096 colli di tabacco, privi di documentazione doganale. Se immessi nel mercato illegale avrebbero portato guadagni per 1,3 milioni di euro, con evasione dei diritti di confine per oltre 1,2 milioni. Durante le feste natalizie la polizia locale dell'Uti-Carnia ha deferito all'autorità giudiziaria un uomo italiano di 37 anni, residente nel comune di Cassacco, già noto alle forze dell'ordine per vari precedenti penali, trovato in possesso di sostanza stupefacente e materiali in uso a corpi di polizia. La vicenda ha avuto avvio a seguito di un controllo stradale in comune di Rigolato, durante il quale gli operatori della locale avevano fermato e sottoposto a controllo un uomo trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente. Messo alle strette, ha riferito di esserne un mero utilizzatore e ha fornito il nome del presunto spacciatore. Su delega dell'autorità giudiziaria, supportati dall'unità cinofila del distretto di polizia locale Veneto Est e dagli uomini del servizio associato di polizia locale Tarcento Magnano e Cassacco, gli agenti coordinati dal vicecomandante Pascottini hanno effettuato la perquisizione dell'abitazione del pregiudicato, rinvenendo altra sostanza stupefacente della stessa tipologia reperita in capo all'utilizzatore e sequestrando telefonini e personal computer utili a ricostruire la filiera di spesa. L'attività di ricerche sono proseguite anche nel Tarcentino, dove la persona aveva la disponibilità di un'ulteriore abitazione. È stato denunciato oltre alla cessione e detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo
il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.